Via Marzona entra di diritto nelle cronache friulane su come si possa vivere in allegria e fraternità nella zona rossa per eccellenza di Udine, il quartiere di Via Riccardo di Giusto. Premesse. Chi vi abita o vi risiede, in base ai vostri gusti mediatici, è proprietario o vive in affitto in abitazioni non comuni, nel senso che in questa zona non vi risiedono elementi poco affini alla vita quotidiana. Pochi metri dividono quest'area verde dal resto del quartiere. Una sorta di Schengen ante litteram coltivata dai suoi residenti negli ultimi 25 anni. Un underground in salsa friulana, dove razze, pensieri di ogni tipo, colore di pelle, eccetera, si mescolano in tutt'uno. Quando arriva un nuovo abitante, la tradizione vuole che si organizzi una festa che coinvolge tutta la via. Un lick-off di benvenuto al nuovo amico, tanto per fargli capire che da queste parti si va subito al sodo. Un enclave particolare, un mondo tutto suo, un'isola felice dove si può camminare e respirare all'aria aperta, senza pericolo a poche centinaia di metri dalla zona rossa, come detto per eccellenza. Basta poco e con poco si ottiene tanto. Post scriptum. Caro sindaco Onsel, l'opposizione di centrodestra non faccia orecchie da mercante come sempre e ascolti ogni tanto. Udine non è solo Schiamazzi oppure Borgo Stazione con il suo mito di cartone e via dicendo, ma esistono semplici cittadini che senza chiedere sanno da oltre 25 anni mettere in pratica il concetto di integrazione. Visti i tempi, scusate se poco. Seppur la crisi economica si è fatta sentire, l'associazione Rally Sport Cormons ha organizzato l'edizione estiva della kermesse motoristica dedicata al compianto Dario Struccoli, scomparso nel 2012, appassionato esperto meccanico sempre vicino agli amici nel momento del bisogno. Piazzale della Cancelleria Vecchia a Cormons ha ospitato la manifestazione. Auto di rally che hanno fatto epoca, oggi usate per le dimostrazioni o per le gare storiche, auto nuove da rally con tecnologia avanzata oppure sistema fai da te. Gli organizzatori non dimenticano il green, proponendo l'uso dell'auto elettrica e di quella ibrida. Presente anche una pattuglia della Polizia Stradale di Gorizia, ha allestito uno stand con dimostrazione pratica e spiegazioni per gli automobilisti sul concetto concreto del codice della strada. Go-kart per i più piccoli e per gli over 11 con percorso per vedere e capire la differenza di guida tra strada e circuito. Per i meno pratici la prova con simulazione virtuale di una gara su asfalto sterrato. Rombano i motori, fiato agli acceleratori amici. Un evento quello cormonese con al centro la sicurezza. Divertirsi sì, ma con la testa.